Godetevi questo breve video sul vulcano Etna e con la mia cover. Il video inizia fra 35 secondi. Grazie. A fare sta vita non la faccio più, picchi Sicilia, picchi a stare così non la faccio più, e siamo tutti a me un po'. Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Dall'Otto Idea. Oggi siamo il 10 di marzo di 2022. Oggi vi farò vedere come vado a seminare i ceci. Allora, c'è di sapere anche che i ceci qui in Sicilia la maggior parte le coltivano da febbraio-marzo e alcuni li coltivano anche in autunno, perché questo legume sopporta bene qualche grado sotto lo zero. In Alta Italia, nella Nord Italia, vi conviene seminarlo alla fine di marzo, insomma quando la temperatura, perché questo legume ha bisogno minimo 10 gradi per germinare, perciò non è il caso di seminarlo quando c'è freddo o quando ci sono gelate. Questo legume non richiede molte esigenze, dico, di concime e altre cose, perché si nutre dell'azoto ricavato dall'atmosfera, perciò arricchisce anche il terreno quando sarà il momento. Non è come gli ortaggi tipo pomodoro, melenzane, cose che tolgono nutrimento, insomma impoveriscono i terreni, il suolo, diciamo. Invece questo lo arricchisce, si accontenta dei terreni poveri, però questo è un terreno con molte sostanze, perché viene sempre lavorato, concimato ogni anno, anche se insomma sopporta anche i terreni aridi, però se è proprio arido in mancanza di minerale è meglio assumere, diciamo, un po' di potassio e fosforo. Se avete anche della cenere la potete buttare prima che lavorate il terreno, così si arricchisce anche un pochettino, perché la cenere mantiene diversi minerali, anche microelementi come zinco, rame, eccetera eccetera. E niente, ora vi farò vedere questo terreno che è stato lavorato. Ho fatto queste prote o aiole riazzate, come le volete chiamare, le chiamate, e il terreno è bello soffice, perché i ceci, questo legume ha bisogno, perché è un terreno soffice, perché ha le radici si formano lunghe, diciamo, perciò cerca in un terreno che non è molto duro, va? E non molto calcare, pieno di minerali, perché poi i ceci insomma, risultano duri, e anche si possono cuocere perché restano sempre dure, perciò ci vuole un terreno soffice, senza calcare, senza niente. E niente, ora io vi farò vedere, mi sembra che ho detto quasi tutto di questo legume. È una pianta che ha molta radice, si forma molta radice, di solito supera a volte anche la pianta stessa quando cresce, perciò le radici hanno anche un fitone, diciamo, che va in profondità, perciò è una pianta che è robusta, che si fa grande anche. Ora io vi farò vedere come io la vado a seminare a mio modo, giusto? Poi ognuno la può seminare a filare, diciamo, scavano un fosso e le buttano così, però questo legume si deve seminare singolarmente, perché singolarmente cresce di più e meglio. Invece quando sono uniti crescono piccolini, manco solo i ceci, così si pianta, perciò bisogna avere una certa distanza. Ora io faccio delle postarelle, diciamo, delle buchette all'incirca 30 cm l'uno dall'altro. Può fare anche 40-50 cm si possono coltivare. Siccome qua non ci devo camminare con i macchinari per togliere le cose, perché chi li coltiva ha una distanza, diciamo, da procedere per passare i macchinari. Ora io vi farò vedere come le vado a seminare in queste 3 aiole riazzate. Allora, questi sono i ceci, questi sono all'incirca 200-220 grammi di ceci. Ora io li sto andando a seminare, poi
quando sarà il momento della raccolta, vediamo quanto ceci posso ricavare. Dicevo che questi ceci vengono di un posto della Sicilia, perché me li hanno regalati, però non ricordo proprio il paese di dove vengono questi ceci, che sono coltivati qui in Sicilia. Non ricordo il posto, ma vengono qui della Sicilia. Va bene, allora ora io vado a fare, in queste aiole vado a fare delle buchette, diciamo all'incirca 4-5 cm, così 4-5 cm alla distanza circa 30 cm o 25, così, insomma su per giù un pochettino di spazio, perché ripeto questi legumi hanno molte radici lunghe, perciò poi cercano il terreno che è soffice per andare in profondità. Andrò a fare altre baguette, così uno qua all'incirca così un 30 cm 25 a occhio, va così, poi così. Allora, ripeto, le potete seminare anche, fate un zocco lungo fino a là, sempre 4-5 cm di profondità, e poi andate a buttare o a fila, insomma io non lo consiglio a fila, perché poi i ceci vengono troppo uniti e insomma crescono un pochettino male, perciò la pianta ha bisogno del suo spazio per le radici, per crescere bene. Io le vado a fare così, e ora io vi faccio vedere come le vado a seminare. Inutile che vi faccio vedere tutti i video, perché devo fare 1, 2 e 3, queste 3 aiole rialzate. Perciò ora io vado a seminare così, e poi all'ultimo vi faccio vedere quando li vado a seminare. Anche così, queste a pastorelle così viene bene anche, ora vi lo faccio vedere, viene bene anche quando sarà il momento che diamo l'acqua. Dopo la semina andiamo l'acqua per fare una fontanella, diciamo, un zocco che viene bene anche per dare l'acqua. Allora, ora che facciamo? Prendiamo 2 ceci, non di più, 2 ceci, solo 2, tanto per se una non c'è moglie c'è l'altra, perché noi dobbiamo lasciare solamente una. Ripeto, la maggior parte le vanno a seminare così a spaglio, così le buttano così, però non è una semina bella così, ci vuole una certa distanza, o possibilmente che poi le seminano così, però bisogna diradarli per lasciare lo spazio per la pianta, diciamo. Allora io ne vado a seminare 2 così. I ceci li dovete mettere direttamente così secchi. Se le volete casomai un po' per anticipare, diciamo, la germinazione, li potete mettere a mollo di sera, e poi l'indomani li mettete così come stiamo facendo ora. Ma io, visto che qui il tempo ora piove, insomma è sempre che piove in questo periodo, e niente, le vado a seminare così. Allora vado a buttare così, andiamo a buttare un pochettino di terra così piano piano, e andiamo a fare una fontanella così, un zocco così, andiamo a fare una buchetta così, state vedendo? Modo che facilita, diciamo, quando andiamo a mettere l'acqua, che non si butta fuori così. 2 qua, 2 ci mettiamo così, senza pressare il terreno, il terreno deve essere sempre soffice per aiutare, diciamo, alla pianta a crescere così. Ora facciamo altre 2 qua, state vedendo, così 2 qua, così, una qua, mettere la terra così, e creare per l'acqua, per dare l'acqua, in modo che non si butta di fuori. Altre 2 qua, così, non troppo profondo, all'incirca 4-5 cm, così. 2 qua, così. Io lavoro con le mani, come alcuni già lo sanno, insomma, potete utilizzare anche la zappetta a chiudere le cose, poi io
lavoro sempre con le mani, mi piace lavorare con le mani così. Va bene, allora io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quindi all'incirca 30-25 cm uno dall'altro. Mettiamo 2 ceci ogni buchetta, che poi lasciamo stare, quando sarà il momento che cresce, lasciamo stare la più forte, diciamo, quella la tagliamo e lasciamo stare quella più robusta, così la pianta che è singola cresce bene, fa più ceci e ha più spazio per crescere, perché se si seminano vicini, diciamo così, come la maggior parte crescono piccoline e crescono anche male, ma questo vale anche per tutte le piante, non solo per tutte le piante, anche per pomodori, per melenzane, insomma ci vuole una certa distanza l'uno dall'altra. Va bene, ora io faccio questi dove posso arrivare con questi ceci, faccio queste 2 aiole rigazzate. Ho finito di seminare i ceci, questi sono rimasti perché ne ho messi 2 per ogni buchetta, insomma all'incirca saranno neanche 50 grammi di ceci che ho messo qui a dimora in questi tre aiole rialzate. Ora vi faccio vedere come li ho messi. State vedendo, ho messo tutte a postarelle, 2 ceci per ogni buchetta, così la pianta cresce meglio. Poi potete fare anche la prova, le seminate così come vi sto facendo vedere io, poi le potete seminare, che so, 4-5 per ogni buchetta e le fate crescere per vedere su per giù come crescono. Io vi consiglio di seminarle così singolarmente, ne seminate 2 o anche 3, bisogna vedere che ceci seminate se sono buone per germinare, e poi ne lasciate solamente una, quella più robusta. State vedendo? Ora fino a là e questi. Ora andiamo, il terreno è umido, se volete gli potete buttare anche un pochettino di acqua, visto che forse fra un po', se non è oggi e domani, piove qua. Gli buttate un pochettino di acqua così, dopo aver creato questa, diciamo, questa postarella, in modo che trattiene l'acqua così. Ora il terreno lo dobbiamo tenere umido, diciamo. Se piove non c'è di bisogno, ma se non piove, visto che ci troviamo a marzo, perciò sempre capita che piove. Finché quando la piantina cresce all'incirca, che so, una quindicina di centimetri, che poi, diciamo, diminuiamo l'irrigazione. Ovviamente se poi verso maggio, giugno, visto che il terreno è troppo secco, andiamo a buttare un pochettino di acqua, anche se i ceci non c'è di bisogno che vengono irrigate, perché crescono, mantengono bene la siccità, diciamo. E niente, insomma, se il terreno è troppo secco quando c'è l'estate, è meglio che andiamo a buttare un pochettino di acqua. E niente, ora vi ho fatto vedere come li ho seminate. Questo è il procedimento, poi ognuno li può seminare come vuole. Ora la semina si fa da febbraio-marzo, alcuni la prolungano fino in aprile, ma non vi consiglio di seminarle fino in aprile, perché insomma può danneggiare la fioritura, il caldo, e diminuisce, diciamo, il raccolto. Ripeto, qui noi già si può in Sicilia, qui si può iniziare anche in autunno a seminarle i ceci, però è preferibilmente seminare da febbraio-marzo. In Alta Italia, verso nord Italia, dove c'è ancora neve e ghiaccio, vi consiglio di seminarle alla fine di marzo, diciamo, insomma, quando raggiunge una temperatura di 10 gradi all'incirca, perché i ceci, per questo legume ha bisogno per germinare minimo 10 gradi, perciò se non ci sono questi gradi non le seminate, aspettate anche in aprile. Va bene, ora io vi ho fatto vedere come ho seminato questi ceci, vediamo poi quando sarà il momento, che verso luglio, agosto o anche settembre, che già le piante sono secche e sono pronte da
da prendere, e poi si seleziona la pianta con il legume. Poi quando sarà il momento farò un aggiornamento per farvi vedere come sono cresciuti così, e quando ceci sopra 50 grammi di ceci, quando ne ho raccolti. Io però purtroppo quelli che sono rimasti non li posso mettere di là, perché là c'è ora, e poi ci devo mettere a dimora le melenzane, i pomodori, insomma le zucchine, perciò ho preferito metterli qua, che poi là ci semino, faccio il trapianto dei pomodori, degli ortaggi, diciamo. Va bene, allora io non voglio prolungare più il video. Purtroppo se uno si mette sempre a parlare, come molte persone che mi conoscono sanno che sono una persona che ripete le cose, però purtroppo non ci posso fare niente, è il mio carattere. Però è meglio che le persone capiscono diciamo, tutto il procedimento. Poi chi mi vuole sopportare mi sopporta. Va bene, allora io vi auguro una buona giornata e spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, commentate, condividete, se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale. Un abbraccio a tutti da Giovanni da Lotte Idea. Ciao, al prossimo video, ciao.